Il premio internazionale Claudio Scimone torna e si amplia. Organizzato da Rotary Club Padova e Inner Wheel Padova Carf, in memoria del maestro fondatore dei Solisti Veneti scomparso nel 2018, vedrà per l'edizione 2021 diverse novità. In primo luogo è confermato il concorso nella sua forma originale, che prevede 5.000 euro a un giovane talento musicale selezionato da una giuria di esperti. Un premio che assume un particolare significato in un periodo, quello segnato dall'emergenza Covid, che ha avuto gravi ripercussioni anche per i giovani. Come Rotary siamo molto preoccupati per il futuro dei giovani e quindi intendiamo supportarne il percorso professionale e culturale. E chiaramente abbiamo quest'anno avviato 3 iniziative per età diverse. Alla mia età c'erano i famosi diritti acquisiti, l'ascensore sociale funzionava, adesso purtroppo i giovani non hanno tutte queste, tra virgolette, fortune che ha avuto la mia generazione. Come detto però c'è di più. La famiglia dell'ingegnere Claudio Pancolini, scomparso poco più di un anno fa, in virtù della grande passione per la musica dell'imprenditore, ha deciso di fare una donazione che permetterà di istituire altri premi collegati al concorso. Nascono così il premio Tartini, 4.000 euro per un violinista o violoncellista che eseguirà un brano tartiniano scelto dalla commissione, il premio Giovane Talento, 2.000 euro per il più giovane finalista e 4 borse di studio di 1.000 euro ciascuna riservate agli strumentisti più meritevoli. Tutti i vincitori parteciperanno alla cerimonia per il conseguimento dei premi che si terrà in occasione del concerto in ricordo del maestro Claudio Scimone il 5 settembre all'Auditorium Cesare Pollini. I tempi difficili non fermano la musica e il premio internazionale Claudio Scimone diventa sempre più importante. Organizzato da Rotary e Inner Wheel di Padova, il premio fu istituito già al primo anno dalla scomparsa del maestro Scimone, con l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti musicali. È riservato agli archi e quindi a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi nazionalità, nati dopo il 31 dicembre 1998. Il premio è di 5.000 euro e il termine per l'iscrizione è il 15 luglio prossimo. E l'edizione 2021, la seconda, si amplia grazie alla donazione della famiglia padovana Pancolini, che permette così di avviare 2 nuovi premi speciali: il premio Giuseppe Tartini, riservato a violinisti e violoncellisti, e il premio Giovane Talento, riservato al finalista più giovane. È stata inoltre creata la sezione borse di studio. In tutto sono 4 e saranno consegnate agli strumentisti più meritevoli. Il futuro cos'è? Sono i nostri giovani. Allora la grandezza della famiglia Pancolini, che investe sul premio Claudio Scimone, giunto alla seconda edizione, è quella di dare sviluppo ai giovani talenti musicali, ai giovani talenti della cultura italiana che si affermeranno prossimamente nel mondo e che faranno grande questa provincia, ma soprattutto questo nostro paese che è l'Italia. E in questo momento che tutti stiamo passando, in cui il futuro, i giovani sono la grande chance che abbiamo, il fatto di renderlo così importante diventa una cosa estremamente fondamentale grazie alla generosità di chi sostiene il premio Scimone. Sono stati degli anni di grande coraggio, perché noi soprattutto nell'estate scorsa, quando c'è stata la riapertura, siamo riusciti a fare un'attività molto importante e siamo ritornati a fare. Abbiamo fatto in dicembre tutta una serie di concerti in streaming grazie alla Fondazione Cariparo. E siamo stati alla Basilica del Santo, per cui abbiamo fatto un'attività quasi normale, e questo è il nostro messaggio verso il futuro, dove tra 1000 difficoltà però i solisti veneti ci sono e vogliono continuare a essere sempre più presenti, e infatti continueremo in questo periodo con il Veneto Festival e con tutte le nostre iniziative abituali. Durante la presentazione nella sala consigliare della provincia di Padova si è esibito Lucio Degani, primo violino dei solisti veneti e giurato ad honorem del concorso intitolato a Claudio Scimone.
Raddoppia per la sua seconda edizione, grazie alla generosità di una famiglia privata, la seconda edizione del premio internazionale Claudio Scimone, intitolato alla memoria del grande maestro che ha portato la musica veneta nel mondo e fondatore dell'Orchestra I Solisti Veneti. Organizzato dal Rotary Club Padova e dall'Inner Wheel Club Padova CARF, il premio intende valorizzare i giovani talenti musicali ed è riservato agli archi di qualsiasi nazionalità nati dopo il 31 dicembre 1998. Parte quest'anno ampliato con premi speciali e con 4 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna. Un premio speciale dedicato a Tartini, compositore amato da Claudio Scimone, e un premio speciale per il più giovane talento. Il premio cresce, i candidati verranno da tutte le parti del mondo, il bando è pieno di iniziative che potranno appunto coinvolgere i giovani talenti e soprattutto l'appuntamento importante del 5 settembre, dove il concerto finale vedrà la premiazione del premio Scimone e degli altri premi. Quest'anno ancora più importante sostenere la musica e sostenere i giovani talenti. Sì, certo, noi come Rotary Padova avevamo l'onore di avere il maestro Claudio Scimone tra i nostri soci onorari e anche il padre, per questo c'è un legame che noi vogliamo sempre ricordare ogni anno ed è importante sottolineare come il nostro Rotary sia a favore dei giovani. Quest'anno abbiamo fatto anche altre iniziative come la didattica a distanza, per cui abbiamo aiutato i giovani a essere connessi via internet con le lezioni scolastiche. Abbiamo bandito il premio Someda, altro illustre professore socio per il miglior laureato in ingegneria informatica. Un atto di generosità che sostiene la musica in questi tempi complessi e la donazione della famiglia Pancolini per ricordare la scomparsa dell'ingegner Claudio Pancolini per coronavirus. I 4 vincitori accederanno di diritto alle masterclass, un premio che fa rivivere quindi la dedizione del maestro Scimone verso i giovani talenti. È il modo migliore per ricordare e per continuare. Siamo infatti molto contenti di questo secondo premio perché si è ampliato bene. Abbiamo trovato una famiglia Pancolini che sono straordinari. Questa famiglia è legata a voi? È legato, non ci conoscevamo, però erano appassionati di musica, per cui ci conoscevamo da lontani.